Treviso multe salate a chi contratta acquista droga sul suolo pubblico, basterà essere notati da telecamere di videosorveglianza o dal drone dei vigili. 10 metastasi rimosse in un paziente, intervento chirurgico all'avanguardia al Cafoncello. I complimenti del governatore Zaia che ribadisce le prossime mosse della sanità a partire dall'assunzione dei medici non specializzati. Migliorano le condizioni del 48enne di Riese Pio X, colpito da meningite, ricoverato all'ospedale di Castelfranco in questi giorni. Fingendosi sordomuti chiedono soldi per associazioni inesistenti, 2 giovani romene denunciate dai carabinieri nella zona castellana, è la seconda volta in pochi giorni. Lotta alla contraffazione del Made in Veneto, patatine con la dicitura alla Prosecco sequestrati in un supermercato, l'ira di Zaia, non tolleriamo più questi abusi. Il vigile del fuoco Flavio Mariotto in sera alla sua bici è tornato a casa dopo 6.600 km, la sua storica impresa dedicata a Mirko, un sommozzatore dei vigili del fuoco scomparso recentemente. Si rinnova la collaborazione tra Red Canzian nella città della Speranza di Padova, a dicembre un doppio concerto a Venezia e a Treviso per raccogliere fondi per la ricerca sulle leucemie infantili. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Nel giorno in cui il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha chiesto ai prefetti una maggiore vigilanza e un maggiore impulso di controllo sul settore della droga e sulle piazze di spaccio della droga, quindi ha chiesto una maggiore azione di controllo proprio sul traffico di stupefacenti e sullo spaccio di stupefacenti. Da Treviso arriva l'annuncio di un giro di vite ulteriore con delle maximulte, delle multe salate a chi acquisterà la droga dai pusher, insomma i clienti. Multe a chi contratta, acquista o riceve sostanze stupefacenti in aree pubbliche, si tratti di piazze, parchi o viuzze defilate. La proposta di modifica al regolamento di polizia urbana, che sarà sottoposta al Consiglio Comunale, è stata approvata in queste ore dalla Giunta di Cassugana e punta ad aggiungere un nuovo strumento per contrastare il dilagante consumo di droga tra giovani e giovanissimi. Sarà sufficiente inquadrarli con le videocamere di sorveglianza, quindi uno strumento per alzare notevolmente il livello di prevenzione in città, quindi credo che sia un'ottima iniziativa per arginare questo fenomeno dello spaccio e dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, soprattutto nella fascia dei giovani. Commentando il dato, pur rassicurante, relativo alla criminalità in provincia emerso dalla classifica stilata dal Sole 24 Ore, il prefetto Maria Rosaria Laganà aveva posto l'accento proprio sullo spaccio di droga come fronte su cui non si può comunque abbassare la guardia. Treviso isola felice, ma non in tema di stupefacenti. È un mondo questo dell'uso di sostanze che sia perché riguarda fasce molto giovani di persone che ne fanno uso, sia per tutte le implicazioni possibili, che veramente ci induce ad accelerare anche su quelle che sono le attività di tipo preventivo anche a livello culturale, perché effettivamente è un mondo che ancora richiede un particolare impegno. E il comune capoluogo fa la sua parte, prendendo di mira anche chi contratta o acquista dosi. Rischia una sanzione di 400 euro, quindi una sanzione anche abbastanza pesante da un punto di vista economico, però questi soldi verranno comunque reinvestiti per azioni di prevenzione e di sensibilizzazione nei confronti dei giovani perché non venga utilizzata la droga. L'amministrazione ha annunciato infine l'installazione nei prossimi mesi di 7 nuove telecamere in zone a rischio: largo Porta Altinia, Isola Pescheria, via Pescatori, Riviera Garibaldi, Parco Uccio, strada Canizzano e via Sant'Antonino. E adesso la sanità, un intervento chirurgico d'avanguardia all'ospedale Cafoncello di Treviso, 10 metastasi rimosse in un paziente. I complimenti arrivano dal governatore del Veneto Luca Zaia, che prende spunto da questa vicenda, da questo straordinario intervento per ribadire la sanità come eccellenza veneta e parlare nuovamente delle prossime mosse in tema di sanità. I complimenti vanno appunto a tutti coloro che hanno operato e anche quelli che magari nell'anonimato e non sotto i riflettori lo fanno quotidianamente su altri fronti per altre patologie. Il presidente della regione Zaia si complimenta con l'equipe della quarta chirurgia del Cafoncello per l'eccezionale intervento su un paziente con oltre 10 metastasi epatiche giudicato non operabile da altre strutture ospedaliere, un segno dell'eccellenza della sanità veneta, sottolinea il governatore, tornando sulla questione delle liste d'attesa. Ma voglio ricordare che anche sul fronte delle liste d'attesa il 98% delle
prestazioni, sono 80 milioni di prestazioni all'anno, avvengono all'interno del rispetto dei previsti. Certo, ci sono delle criticità, soprattutto per alcune patologie, sottolinea Zaia, imputabili al problema della carenza dei medici, 1380 quelli che mancano in Veneto sui 56.000 a livello nazionale. Anche qui i cittadini, diffidate da chi viene a dirvi che non ci sono i medici perché Zaia non li vuole assumere. Noi facciamo i concorsi, ne abbiamo fatto uno per 80 posti di pronto soccorso, siamo riusciti a assumere solo 3 medici, e questa poi è la tragedia. E quindi abbiamo trovato una soluzione, quella di assumere i medici neolaureati abilitati che ancora non hanno fatto la scuola di specialità. Il primo bando, quello per i medici di pronto soccorso, si è appena chiuso, a brevissimo toccherà agli internisti. Cosa facciamo fare a questi medici? Di certo non facciamo fare lavori specialistici, ma facciamo fare attività in pronto soccorso, attività di base, attività di coadiuvanti rispetto all'attività dei medici professionisti specializzati e nelle geriatrie e nei medicina generale. Quanti sono questi medici? 500, abbiamo chiuso il primo bando, se ne sono già presentati 224, dei 500 320 andranno nel pronto soccorso del Veneto, abbiamo 68 ospedali in Veneto, e 180 nelle medicine e nelle geriatrie degli ospedali del Veneto. E dunque avete visto, tornando a quell'intervento davvero incredibile al Cafoncello di Treviso, un intervento reso possibile dalla collaborazione tra l'ospedale Cafoncello e l'Università di Padova. A raccontare di questo intervento lo stesso primario, il moglianese Giacomo Zanus. Quel tumore al colon, operato una prima volta 6 anni fa, aveva sviluppato metastasi epatiche multiple, circa una decina, tanto da far allargare le braccia a diversi medici. Giudicato inoperabile da più strutture, un uomo di 76 anni residente in Veneto però non si è dato per vinto, rivolgendosi alle cure del Cafoncello, dove l'equipe della quarta chirurgia, guidata dal professor Giacomo Zanus, ha compiuto un miracolo fatto di competenza e nuove tecniche. Come primo passo lo studio volumetrico computerizzato del fegato malato, la bonifica completa avrebbe comportato il sacrificio del 74% dell'organo, una percentuale che non avrebbe consentito la sopravvivenza dell'uomo. I chirurghi hanno quindi adottato laparoscopia, termoablazione con microonde e resezione epatica in 2 tempi chirurgici successivi, sfruttando come presupposto biologico la capacità rigenerativa del fegato. Ad aiutare anche una tecnologia all'avanguardia di settori ad ultrasuoni, pinza bipolare, tutti strumenti acquistati recentemente dalla stessa US2 marca trevigiana. Indubbiamente tutto questa tipologia di interventi può essere condotta a termine solo quando si hanno a disposizione tecnologie di altissimo livello, e in questo senso devo ringraziare la nostra amministrazione, la nostra direzione, che mi ha messo a disposizione la stessa tecnologia che utilizzavo e che utilizzavamo nell'ambito della chirurgia epatobiliare all'Università di Padova. Università di Padova, con cui il Cafoncello ha rafforzato la propria sinergia in nome della ricerca e delle migliori pratiche. Lo stesso Zanus, classe 1964 di Mogliano, è docente dell'Ateneo. C'è una collaborazione strettissima, io sono stato per anni aiuto braccio destro del mio carissimo amico e maestro, che è il professor Umberto Cinno, al quale si deve l'introduzione di questa tipologia, di questa tecnica chirurgica di transezione parenchimale in 2 tempi nel nostro ambito, nell'ambito nazionale. Il paziente in questi giorni è ritornato a casa e sarà sottoposto a un trattamento chemioterapico cosiddetto adiuvante a scopo precauzionale. In un altro ospedale, l'ospedale di Castelfranco, intanto migliorano le condizioni del 48enne colpito da meningite. Le condizioni di questo uomo sono buone, tant'è che è stato trasferito proprio oggi dalla rianimazione al reparto di neurologia. È fuori pericolo il 48enne ricoverato da sabato all'ospedale di Castelfranco dopo essere stato colpito da meningite, da meningococco. In un primo momento si era temuto il peggio, fortunatamente la tempestività delle cure ha portato ad un rapido miglioramento. L'uomo è stato dimesso dalla rianimazione e trasferito in neurologia, dove continuerà le cure necessarie seguendo il protocollo del caso. Nel frattempo, a scopo precauzionale, è stata avviata la profilassi per le persone che hanno avuto stretti contatti con il 48enne. Noi, come sempre, anche per tranquillizzare le persone, andiamo con criteri di larghezza. Abbiamo profilassato 25-30 persone, familiari, amici, compagni di lavoro, personale sanitario che ha gestito
le prime fasi dell'assistenza. La meningite batterica da meningococco B, dalla quale l'uomo è risultato affetto, è una delle forme più pericolose. Le forme da meningococco possono evolvere verso una sepsi, cioè verso una diffusione di questo germe nel sangue, oltre che nelle meningi, e questo può portare a morte in una percentuale non trascurabile di casi la persona. Fortunatamente per questo giovane uomo le cose sono andate per il meglio. La cronaca adesso per tornare a parlare della banda, cosiddetta banda dell'Ottone, dopo un colpo messo a segno tra domenica e lunedì a San Vendemiano, razziate appunto Ottone in una azienda. Un altro colpo è stato messo a segno a Nervesa della Battaglia, all'interno della TTN Veneta di Nervesa della Battaglia. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso e hanno asportato 68 quintali di ottone per un valore di circa 100.000 euro. Indagini sono dei carabinieri di Nervesa della Battaglia, ovviamente anche del nucleo investigativo dei militari. 100.000 euro è anche il bottino dei ladri che invece alla concessionaria Ducati di Villorba hanno colpito sempre tra domenica e lunedì. 4 persone almeno, tutte travisate con passamontagna, hanno rubato 4 moto per un valore di 100.000 euro. Sono penetrate all'interno del magazzino sfondando, come vedete, una vetrina con un bancale dopo essere transitati dal retro dell'edificio. Rubato anche il registratore delle telecamere esterne del salone. Sul posto, allo scattare dell'allarme, è giunta la guardia giurata della Securitalia, oltre ai carabinieri ovviamente del nucleo radiomobile della stazione di Treviso, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere interne. E poi le truffatrici che tornano in azione a pochi giorni dalla prima denuncia, le cosiddette finte sordomute. Evidentemente la prima denuncia non è bastata, perché la finta sordomuta è tornata ad agire, accompagnata stavolta da una complice. La tecnica è sempre la stessa: le due ragazze si fingono sordomute e, cercando di impietosire i passanti, chiedono denaro per un fantomatico centro di assistenza per bambini in difficoltà. A smascherarle i carabinieri di Castelfranco, che hanno intercettato le due giovani all'opera all'uscita del centro commerciale I Giardini del Sole. Si tratta di due romene di 21 e 24 anni senza fissa dimora, già note alle forze dell'ordine. Entrambe sono state denunciate per accattonaggio molesto, stesso reato per il quale la più giovane giusto 2 settimane fa con un'altra complice era stata denunciata a fonte. E adesso parliamo di contraffazione del Made in Veneto, anche patatine di una nota marca al gusto di Prosecco tra i prodotti sequestrati nell'ambito di una vasta operazione promossa dal Ministero per le politiche agricole, mirata a contrastare l'utilizzo di vari nomi di vini DOP senza autorizzazione del consorzio. I furti di identità non possono essere consentiti, ha commentato la Ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, e il Presidente del Veneto Luca Zaia ha posto l'accento sulle patatine in vendita in una catena di supermercati veneta che a sua volta aveva acquistato il prodotto da una società olandese. Le patatine utilizzavano senza autorizzazione il nome Prosecco, tra gli ingredienti dunque la polvere di Prosecco. Lo stesso Zaia ha postato l'immagine che vedete sul suo profilo Facebook, scrivendo: non possiamo più tollerare che si utilizzi senza autorizzazione una denominazione tutelata. Ecco perché, dice, insistiamo da anni nel difendere le nostre eccellenze. Ci mancavano anche le patatine con la polvere di Prosecco. Adesso invece la storia di un viaggio, e torniamo a Treviso, di un viaggio che si conclude dopo 6.600 chilometri in bicicletta. Emozionato, molto, non mi aspettavo un'accoglienza del genere. In sella alla sua bicicletta il vigile del fuoco Flavio Mariotto è tornato a casa a dargli il benvenuto i colleghi del comando di Treviso con il festante suono delle sirene a tutto spiano. Flavio, a stento, riesce a trattenere le lacrime per l'emozione. Di questo viaggio cosa le rimarrà impresso per sempre nella mente? Beh, mi rimarrà impresso l'accoglienza che ho avuto. Ci ha messo 3 mesi, ogni giorno ha percorso in media 150 km visitando circa 60 sedi dei Vigili del Fuoco di tutte le regioni. Lo ha fatto anche per celebrare gli 80 anni di vita del Corpo Nazionale. Il suo è un viaggio simbolico. Sì, il mio è un viaggio simbolico per unire idealmente tutti i Vigili del Fuoco. Quanti chilometri ha percorso? Allora,
Attualmente mi dà 6.600 km. Un'impresa storica. È un'impresa importantissima, questo indica il carattere dei Vigili del Fuoco, non mollare mai e compiere azioni importanti. Il comando dei Vigili del Fuoco di Treviso in questi giorni ha più motivi per festeggiare. Oltre a Flavio Mariotto, il primo vigile del fuoco ad avere percorso tutto lo stivale in bicicletta, ci sono Andrea Pauletto, Marco Denardi e Agostino Durante, neocampioni italiani di ciclismo su strada. Siamo un po' famosi in tutta Italia a livello ciclistico come comando. Da oggi in poi sì. Da oggi in poi sì. Lutto tra gli alpini di Spresiano, si è spento Alessandro Bettiolla, classe 1920, ultimo reduce di Spresiano del 7° Reggimento Alpini. Nella foto lo vediamo durante la Dunata delle Penne Nere a Treviso nel 2017, con lui c'era anche, come vedete, il sindaco di Spresiano della Pietra, adunata alla quale nonostante l'età aveva partecipato con grande orgoglio ed entusiasmo. Tra i tanti racconti e ricordi della sua lunga vita, quelli legati alla guerra, quando alla fine del conflitto ritornò a casa a piedi dall'Albania. I funerali di Alessandro Bettiolla verranno celebrati giovedì alle 10 nella chiesa di Spresiano. Torniamo a parlare di sanità adesso per parlare di prevenzione del tumore al seno. Domani scatta anche a Treviso il cosiddetto Bra Day. Il Bra Day serve per sensibilizzare la donna a fare le mammografie, a fare la prevenzione, a capire il proprio corpo e rivolgersi al medico. 16 ottobre, una data da segnare sul calendario per le donne. In occasione del Bra Day, la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, verranno eseguite al Cafoncello visite gratuite. Dalle 9 alle 15 nel camper della Lilt, posizionato all'ingresso dell'ospedale di Treviso, i medici della Breast Unit eseguiranno visite gratuite per sensibilizzare ed informare sulla diagnosi e prevenzione del tumore mammario e le opportunità ricostruttive a seguito di interventi oncologici sul seno. Ogni anno in provincia di Treviso sono 500 le donne alle quali viene diagnosticato un cancro al seno. Oggi noi riusciamo, grazie alla prevenzione, quindi grazie alla mammografia, grazie alla presa in carico della donna e grazie anche alle terapie che oggi ci sono sia chirurgiche che mediche, a ridurre sostanzialmente l'incidenza della mortalità rispetto al tumore al seno. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna Nastro Rosa della Lilt per la sensibilizzazione delle donne sull'importanza di prevenzione e diagnosi precoce nella lotta al tumore al seno. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Viso. Rieccoci in studio in diretta, la musica adesso, la musica che incontra la solidarietà. Ritorna Red Canzian con un concerto anche a Treviso. Red Canzian conferma il sostegno alla città della Speranza di Padova. Il ricavato dei concerti che lo storico cantante e bassista dei Puter al Teatro Goldoni di Venezia il 18 dicembre e al Del Monaco di Treviso il 21 sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza per la ricerca sulle leucemie infantili. Per noi è stato già un'emozione quando l'anno scorso Red ci ha contattati appunto per questo concerto. Già per il passato ha fatto delle cose, ma centrare la serata proprio per Città della Speranza è stata una grande emozione, ma direi anche un grande successo. Protagonista di un'intensa carriera di successo, Red Canzian è oggi uno di quei musicisti con una storia personale che lo pone in quel novero di autori ed interpreti al di sopra della mischia. Testimone del tempo, è un concerto evento che ripercorre la storia della musica dagli anni 50 ad oggi. È un viaggio attraverso la musica che mi ha fatto arrivare fin qui, ma è anche la musica che ha fatto da colonna sonora a tantissime persone che hanno la mia età o anche un po' meno. Sono quelle canzoni che qualcuno chiama immortali, qualcuno sempreverdi, comunque sono le canzoni che hanno tracciato un percorso e hanno accompagnato i cambiamenti anche di moda e di mode. Un viaggio fantastico, dal rock and roll di Little Richard alla psichedelia dei Pink Floyd, dai grandi successi dei Puo di Lucio Battisti alle poesie di Luigi Tenco e Gino Paoli, oppure ancora i Beatles, Bob Dylan, Elton John. È un mondo di canzoni nel quale Red Canzian si sente a suo agio, forte di una maturità artistica che gli permette di disegnare un quadro omogeneo da un'epopea che per definizione è un'esplosione di stili. C'è qualcosa di diverso in un concerto di beneficenza anche nello spirito in cui l'artista interpreta i brani rispetto agli altri concerti? Assolutamente sì. Tu fino a un attimo prima di salire in palco pensi che bello, sì, ma quando cominci a cantare hai un brivido, guarda, io te lo sto dicendo adesso, ho avuto lo stesso, hai un brivido che rende tutto più bello.
E adesso le notizie dal bellunese. In primo piano c'è il lavoro e la vigilia di presidio e di sciopero per i lavoratori della ACC Wambao di Mel. Questo qua non è che mi sembra tanto diverso di un fallimento. Non fa una piega l'amara considerazione di Nadia De Bastiani, membro della RSU CGL dello stabilimento Wambao ACC di Mel. In 5 anni non un solo euro è stato investito dalla proprietà cinese nel prodotto che, pur unico nel suo genere in tutta Italia, comincia a patire i segni del tempo e viene pagato sotto costo. Ed è proprio questo il vulnus di un sito che ha fatto la storia industriale e sociale della provincia di Belluno. In fabbrica le ultime assemblee dei lavoratori pronti allo sciopero di 4 ore proclamato per venerdì, con presidio dalle 10 alle 13 davanti alla prefettura di Belluno. Al prefetto, dice Mauro Zulian della FIM CISL, diremo che date le premesse è necessario trasferire al governo ciò che potrebbe significare la chiusura dell'azienda leader mondiale nella produzione di compressori che ha insegnato a fare fabbrica ai massimi livelli. Che clima si respira in fabbrica? In fabbrica sono tutti demotivati, sono tutti sono scettici perché non ci credono più alla salvezza. Il disimpegno di Wambao viene dato per certo. Il presidio di venerdì servirà a mantenere alta l'attenzione nella speranza che nel frattempo nella proprietà si sia ingenerata la volontà di affiancare una fase di transizione, l'ennesima. I nervi scoperti sono tanti e non è ancora stata digerita la sentenza che ha assolto l'ex amministratore Ramella dall'accusa di bancarotta fraudolenta. Eravamo un colosso, dicono i rappresentanti sindacali dei lavoratori. Ramella ha smembrato il gruppo e ha fatto ricadere i debiti su Mel. La situazione attuale è figlia di quella gestione. L'incubo è una bomba sociale che stavolta rischia di esplodere. E a proposito di sciopero, adesione totale dei lavoratori allo sciopero proclamato dalle 3 sigle sindacali, la storica cartiera Reno de' Medici di Santa Giustina. In 200 dipendenti, cioè la totalità dei lavoratori, hanno incrociato le braccia 4 ore per ognuno dei 3 turni di lavoro per la sicurezza. Ad oggi il numero degli infortuni nella cartiera durante le lavorazioni è raddoppiato rispetto al 2018 da 4 a 8 e la situazione, denunciano i sindacati, è estremamente preoccupante, così come inaccettabile la reticenza dei vertici aziendali ad affrontare il problema. L'ultimo incidente il mese scorso, mentre in azienda, nel capannone adibito al reparto allestimento, ad aprile è crollato il soffitto e non è ancora stato sistemato. E ora nel capoluogo a Belluno per una notizia importante, il ritorno di Belluno come sede universitaria, l'annuncio oggi. A Belluno un polo di eccellenza in un territorio fondamentale per l'imprenditoria e l'industria che necessita di nuovi stimoli. Luis Business School accelera sullo sviluppo della propria presenza sul territorio nazionale e dà il via libera all'apertura dell'hub Veneto delle Dolomiti per l'alta formazione, la consulenza e la ricerca applicata nell'area del business e management rivolto alle imprese presenti su un territorio storicamente ricco di eccellenze imprenditoriali e industriali. Qualcuno ci ha chiesto perché Belluno e noi diciamo perché no Belluno, e questa è la risposta più giusta, perché questo è un territorio che ha moltissimo da offrire e soprattutto moltissimo da dare ancora, oltre a eccezionali posti di lavoro. Le aziende hanno bisogno di giovani formati e noi vogliamo esserci. Costituito da Luis Business School in collaborazione con Confindustria Belluno Dolomiti, provincia di Belluno, comuni di Belluno e Feltre, consorzio Bimpiave di Belluno, il nuovo hub colma uno storico vuoto formativo in una provincia che pure ha visto la nascita e la crescita di distretti industriali e di rilevanti industrie nazionali e internazionali. Sede dei corsi Palazzo Bembo a Belluno. Questa per noi è una grande opportunità perché significa cercare di frenare lo spopolamento, significa incrementare le nostre competenze personali, ma significa quindi anche incrementare le competenze e le capacità delle nostre aziende. Le prime attività dell'hub partiranno nel 2020 con l'avvio dei primi corsi executive rivolti alle imprese del territorio. Saranno sviluppate iniziative di formazione, consulenza e ricerca in base alle specifiche esigenze di una provincia che nel campo del manifatturiero è nella top 15 e che ha straordinarie potenzialità. Questo è, penso, il risultato di un grosso lavoro di squadra, mondo pubblico e mondo privato che si uniscono insieme. Io penso che quando si riesce a fare squadra, e questa è veramente la dimostrazione di tutto questo, si riescono a portare a casa risultati importanti. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Migliora gradualmente il tempo sul nostro territorio, dove sarà via via più stabile, ma vediamo nel dettaglio la situazione di mercoledì 16 ottobre. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso al mattino, con qualche residuo piovasco sparso. Dal pomeriggio invece sarà decisamente più asciutto e anche maggiormente soleggiato. Temperature minime tra 9 e 15 gradi, massime oscillanti invece tra i 20 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo occasionali acquazzoni sparsi al mattino, col passare delle ore però migliorerà decisamente e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 19 e 21 gradi. Situazione sostanzialmente simile anche sul Trentino Alto Adige, con ultimi temporali, specie sui settori di confine, e poi sarà via via più asciutto dappertutto. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.